vanno, vengono, ogni tanto si fermano, che quando si fermano sono nere come il corpo, sembra che ti guardino con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma del leone o della pecora o di qualche altra bestia, ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vanno, vengono, ritornano e magari si fermano per tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono, per una vera 1000 sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. Ringraziamo tutti per essere qui stasera, ci fa molto piacere la vostra presenza. Questo evento, che appunto si chiama Faber Reading, è diciamo un elodio a una mente effervescente e intellettuale come quella di Fabrizio De André, un noto cantautore, soprattutto letterario della letteratura italiana. Scusate la ripetizione. Abbiamo deciso di proporre una serie di brani, di poesie, perché in realtà le sue canzoni sono poesie che verranno accompagnate con la musica da Paquito e ci occuperemo di analizzarle e di leggere i vari testi. Quindi speriamo che vi piaccia. Buona serata. Quindi la prima parte di poesie e di brani che andremo ad analizzare è quella che riguarda il periodo della giovinezza di Faber, quindi il periodo in cui lui si trovava a Genova. Era ancora un giovincello, infatti lui sostiene che questa parte della sua produzione letteraria e musicale fosse quella insomma più semplice, quasi primitiva, mentre per molti diciamo che viene considerata come la produzione storica, cioè quelle canzoni che tutti conoscete, perché sono sicura che anche i non amanti del nostro Faber conoscono Bocca di Rosa, Il pescatore e questa serie di poesie e di canzoni che appunto hanno fatto la storia. Le canzoni hanno un senso, non perché possano evitare le guerre. Non è facendo canzoni contro i conflitti bellici che si eviteranno le guerre. Tuttavia esse entrano a far parte del patrimonio culturale di un popolo, sono parte della coscienza, se non altro a livello subliminale. Dunque possono essere un po' deterrenti. E questa la loro importanza. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan vegli all'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, ti diede la vita e ben cambia una croce. E mentre marciavi con l'anima in spalla, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra e coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura,
ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia all'ombra dei fossili, ma sono un papaveri rossi. Una delle più belle, più complesse e più umane canzoni della musica italiana, ma forse anche una delle più criticate, è proprio il Testamento di Tito. Diciamo che De André non era un fervente cattolico, però rispettava qualsiasi religione. Comunque a lui negli anni della contestazione giovanile gli venne chiesto cosa ne pensava di Dio e lui disse che Gesù era il più grande rivoluzionario della storia. Diciamo che Tito fa un'analisi a tutti i 10 comandamenti religiosi. Infatti questa canzone ci parla di tutti i dogmi e tutte le morali e tutte le impostazioni della Chiesa, però De André non la considera come una cioè ci parla per esempio dell'ipocrisia della pena di morte, ma dice che questo uomo conosce l'amore solo quando vede un altro uomo morire con lui, che è Dio, e quindi proprio in questo momento. Diciamo che il Testamento di Tito è una battaglia di pace contro ogni pressione di potere, che usa infatti famiglia, religione solo per creare dolore. Infatti De André volle fare proprio un album su Gesù Cristo, spogliandolo di ogni sua divinità e rendendolo non solo uomo tra gli uomini, ma portamento di simbolo e di cambiamento, e questo infatti dovrebbe essere così anche oggi. Allora, come ben sapete, comunque Faber visse per un lungo periodo in Sardegna. Per quale motivo decise di arrivare in Sardegna? Abbastanza semplice. Lui, diciamo che più volte ha spiegato che in un periodo della sua vita, oltre ad avere una totale assenza di ispirazione letteraria, quindi di produzione musicale, arrivò a pensare che non era la persona adatta per produrre per tutta la vita, cioè che non sarebbe stato capace di camparsi, possiamo dire volgarmente parlando, soltanto con la musica o soltanto con le poesie, con i brani letterari. Di conseguenza, per poter assicurare, come più volte dice nelle interviste, un futuro ai propri figli, decide di spostarsi in Sardegna. Tra l'altro era un grande amante della campagna, perché durante la sua infanzia, influenzato profondamente dalla nonna, che aveva appunto, diciamo, una villa in campagna, quindi proprio per via di questa influenza decide proprio di tornare in Sardegna, di dare origine a un'azienda agricola che poi si svilupperà e darà origine addirittura a luoghi di ristoro, a Lagnatta, che è uno dei posti più belli probabilmente che ci sono in Sardegna e che vi è sicuro che dovrete visitare. E quindi durante proprio questo periodo lui ha un'ispirazione letteraria e musicale. Questa ispirazione lo porta a scrivere uno degli album che sono più particolari, specie per la nostra società, poiché è stato in grado di osservare quella che era la cultura sarda, che per un estraneo, una persona lontana comunque dalla nostra cultura, dalle nostre tradizioni, appare un po' ambigua, mentre lui addirittura non solo imparava il sardo e lo conosceva quasi meglio di tutti coloro che vivevano nel suo territorio, ma non solo, era proprio entrato all'interno della logica barbaricina, possiamo dire anche, tanto che aveva letto il Codice Barbaricino e tutte le opere di Ornesi e anche di Vitesi molto probabilmente.
Diciamo quindi che con l'album L'Indiano, che fu questa sua produzione in Sardegna, lui dipinge la cultura sarda mettendola a paragone, quindi in confronto con la cultura indiana. Secondo lui infatti esisteva tra i pelle rossa americani e i sardi, i barbaricini, i pastori e la società dell'epoca un vero e proprio rapporto. Tra l'altro mi piacerebbe raccontarvi un aneddoto molto simpatico che riguarda proprio il tour dell'Indiano. Il primo tour avvenne a Legnano Sabbiadoro, dove De André, siccome l'album si apre con Quello che non ho, teoricamente doveva iniziare Quello che non ho a cantare la canzone. La canzone non inizia mai soltanto con la chitarra, non è lui che inizia quella canzone, infatti se ascolterete l'album vi renderete conto che non è lui che sta iniziando con la chitarra, ma inizia con la batteria. Invece lui, che era un uomo molto timido, tanto che per molti anni della sua vita non decise di esporre, portare le sue canzoni sul palco, ma addirittura si rifiutava, era una persona profondamente timida, oppure si ubriacava e poi saliva sul palco ubriaco, tanto che una volta era caduto e per uscire dalla situazione imbarazzante aveva detto che gli era comune farlo tutte le volte, che solitamente gli usciva anche meglio. Comunque quando ha fatto il tour Legnano Sabbiadoro, che cosa succede? Tutti erano un po' spaventati perché lo vedono con la chitarra in mano sul palco, in realtà lui non avrebbe dovuto cantare. E anche se mi viene un po' imbarazzante raccontarlo, arriva sul palco, si avvicina al microfono e inizia a cantare "Il cobra non è una biscia, è un affare che piscia". Voi immaginate il pubblico in che condizioni era, sono rimasti tutti scioccati dal comportamento di De André, che era un anticonformista totale, faceva ciò che gli saltava in testa. E quindi abbiamo deciso di aprire l'album Indiano con una canzone a cui tengo molto, che è Se ti tagliassero a pezzetti. Se ti tagliassero a pezzetti, oltre che a essere una canzone d'amore, insomma può essere interpretata in due modi, sia come una canzone d'amore che un vero e proprio inno, elogio alla libertà. Infatti la donna di cui parla Fabrizio, insomma questa donna che lui ricerca, che ha perso per molto, ha perso per poco, ha preso sul serio, ha preso per gioco, è appunto la signora libertà, che a volte lui canzona addirittura dicendo signorina libertà, signorina fantasia, signorina anarchia, perché per lui la libertà era l'anarchia, era una libertà mentale che purtroppo era inattuabile, perché come ben sappiamo nella nostra società non è possibile attuare qualcosa come l'anarchia. Però a livello ideologico lui era convinto che l'essere umano era talmente intelligente da potersi dominare da sé. Quindi vorrei leggervi alcune strofe di Se ti tagliassero a pezzetti. Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe, il regno dei ragni cucirebbe la pelle, e la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume, che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra, di miele, rosso rosso. Ti ho detto, dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino. Alla fine siamo caduti sopra il fieno. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. Tu incrociata alla stazione, inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tagliere grigio fumo, i giornali in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Dell'Indiano c'è un brano che parla di un fatto avvenuto negli Stati Uniti d'America il 29 novembre del 1864, e cioè il massacro perpetrato dalle Jubal Bull nell'accampamento indiano presso il fiume St. Creek, ed è effettivamente uno degli episodi più truci e anche vergognosi delle guerre indiane. Anche nel film Soldato Blu, che non nel sale del 1970, colpì per la crudezza, proprio perché non solo naturalmente gli autori di questo brano, cioè De André e Massimo Bugula, perché è solo in parte questo film ispirato a quella triste vicenda. Non mi viene detto per esempio che gli indiani attaccati cercavano la pace e che si erano raccolti in quel campo vicino al fiume pensando di essere sotto la protezione dei soldati di Fort Lyon.
il colonnello John Chivington condusse scientemente la carneficina, facendo uccidere e mutilare non bellicosi guerrieri come pretese lui di far credere nel suo rapporto ufficiale, ma quasi esclusivamente donne e bambini indiani inermi. Questa è la storia, diciamo, poi entreremo proprio nel brano. Un piccolo aneddoto che interessa chi analizza musicologicamente le canzoni, no? Dal punto di vista musicale si coglie in questo brano, molti musicologi l'hanno colto, un riferimento a una canzone dei Pink Floyd, Summer 68, estate del 1968, contenuta nell'album Atom Heart Mother. Bisogna dire che l'influenza del famoso gruppo inglese un po' si sente in tutta la musica di questo disco. E in effetti, e anche per consapevole scelta, De André voleva che le canzoni fossero immerse in una specie di colonna sonora di raccordo, un po' come accade in alcuni appunto celebri dischi proprio dei Pink Floyd. Così in indiano ci sono pochissimi silenzi e certi passaggi musicali si rincorrono spesso tra una canzone e l'altra. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Senne, i nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte, e quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno: è solo un sogno? Mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Senne. Sognai talmente forte che mi uscì sangue dal naso, il lampone in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse, quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Oh, i bambini dormono sul letto del Senne, quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capomorte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare, tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. Terza freccia accesa sul fondo del Senne, si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale.